Bentrovati amici sportivi con le telecamere della Wii Sport, come sempre ogni fine settimana pronta ad offrirvi il meglio del calcio dilettantistico messinese, il meglio del calcio giovanile. Quest'oggi ci troviamo all'Aranciarella Stadium per seguire la 17ª giornata del campionato degli allievi regionali. Girone C si sfidano Junior Club Curcuraci e SD Comprensorio del Tirreno, due squadre dal cammino ottimo in questo campionato. I ragazzi di Mister Podi che si trovano in questo momento a 20 punti in classifica, frutto delle 6 vittorie, dei 2 pareggi e delle 7 sconfitte ottenute nelle 15 giornate giocate fino ad oggi. Comprensorio del Tirreno invece quota 27 punti, frutto delle 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte per i ragazzi di Mister De Gaetano. Qui inquadrati tutti i protagonisti che scenderanno in campo quest'oggi. Grazie a tutte le nostre grafiche abbiamo scoperto gli 11 scelti dai due mister, tante assenze per Mister De Gaetano, partita non facile la loro qui in casa nemica. E allora non aspettiamo altro che il fischio iniziale, solo di ridi qui tra le due squadre, di saluti, si stringono a cerchio quelli del Comprensorio del Tirreno, lo vedete, si gioca sotto una pioggia battente in questo inizio di gara. Sembra quasi tutto pronto e allora si parte con il Comprensorio del Tirreno che ha battuto questo primo pallone di gioco. Attaccheranno da sinistra verso destra in completino arancione, risponderà Junior Club Curcuraci da destra verso sinistra in completino giallo-blu. Proprio i padroni di casa sono i primi a provare a prendersi pericolosi. Qui dall'alto di sinistra il pallone messo in mezzo, poi allontanato dalla retroguardia del Comprensorio. Il pallone finisce poi sul destro di Podi che ci prova direttamente in porta. Tentativo centrale però, ancora Junior Club Curcuraci però qui che conquista un calcio d'angolo. C'è la grande occasione per Saida che si ritrova il pallone lì sul sinistro ma spara alle stelle, sprecando una grande occasione. Qui ne avranno un'altra con questo splendido suggerimento per Signorino che poi però tutto solo in aria non riesce a impattare bene col pallone. Sprecano ancora un'altra occasione i padroni di casa che però sono partiti fortissimo. Qui ancora un gran suggerimento per Signorino. C'è stato però un grande intervento di De Pasquale che ha murato il numero 7 avversario al momento giusto dal calcio d'angolo che ne consegue. Ancora qui Foti che prova a mettere questo pallone in mezzo. C'è un grande intervento di Nastasi che toglie il pallone, che poi sbatte sulla traversa. Un po' di confusione, alla fine la palla finisce fuori. Che riflesso dell'estremo difensore, lo possiamo riapprezzare qui dal nostro replay con la manona. Toglie questo pallone dalla porta. Comprensorio allora che prova a rispondere dall'altro lato con questo cross in mezzo del Pucinotta che prova a staccare di testa. Pallone però debole e centrale. D'Amore la può fare sua. Ancora Comprensorio che prova a spingere anche con questi tentativi da fuori. Qui nessun problema ancora una volta per D'Amore sul destro di Ferlazzo. Adesso lo Junior Curcuraci però che torna in avanti. Qui la giocata, ancora il pallone che resta lì. Era stato Celona a provare a mettere questo pallone in mezzo. E poi attenzione perché il direttore di gara ha ravvisato un tocco di mano da parte di un difensore del Comprensorio del Tirreno e ha indicato allora il dischetto di rigore. Ci sarà una grande occasione allora per il Curcuraci. Rivediamo questo gesto quando forse il pallone era già uscito. Sarà calcio di rigore. Fobert contro Nastasi, la rincorsa del numero 9, il destro e l'estremo difensore del Comprensorio che riesce a neutralizzare il calcio di rigore. Corrono tutti ad abbracciare il numero 1 che è riuscito a tenere i suoi in parità. Inquadrato Fobert qui che ha sprecato l'occasione per passare in vantaggio. È stato bravissimo però il numero 1 degli ospiti che però qui continuano a soffrire dal calcio d'angolo che ne consegue. La palla che resta lì ancora per Foti che prova a calciare. Pallone che si spegne alto sulla traversa, ma quante occasioni stanno sprecando i padroni di casa. Il Comprensorio allora dall'altro lato prova a rispondere conquistando una punizione da zona interessantissima che sarà affidata a Ferlazzo che prova ad andare a giro. Destro debole però, può spazzare la retroguardia del Junior Club con qualche difficoltà. Il direttore di gara poi vede un fallo in attacco. Mister De Gaetano prova a dare la carica ai suoi che vede un momento di difficoltà. Mister Podi invece prova a caricare i suoi. È stata l'ultima emozione però di questo primo tempo. Il direttore di gara fischia 2 volte e manda le squadre a riposo. Inquadrato qui Mister De Gaetano che dovrà cambiare qualcosa. Molta sofferenza per il Comprensorio in questo primo tempo. Qui vediamo i primi giocatori che si riscaldano e poi le squadre che ritornano in campo. Inquadrato Nastasi che ha salvato il risultato su un calcio di rigore, mentre con le immagini siamo passati al secondo tempo della partita con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Una bella partita però. Ancora i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi. Qui dall'out destra il pallone messo in mezzo dove c'è Scimone che ha una grande occasione. È stato murato però da Golli. E allora sarà calcio d'angolo dallo stesso. Pallone spedito in mezzo. Ancora una volta Scimone se la ritrova lì sul sinistro. Lo prova ma la palla finisce alta. Si dispera il numero 10 che ancora una volta
ha sprecato un'occasione, il comprensorio prova a rispondere dall'altro lato a qualcosa da protestare qui per un presunto tocco di mano in area di rigore non ravvisato dall'arbitro, ma come possiamo rivedere è netto. Ancora però comprensorio che conquista un calcio d'angolo, battuto velocemente, il pallone spedito sul secondo palo. Grande occasione in questo caso per il comprensorio. Era stato Diamante a ritrovarsi il pallone lì. Primo cambio per mister De Gaetano, esce un arrabbiatissimo Cucinotta per far spazio a Sorrenti, un cambio anche per lo Junior Club Curcuraci che si rivelerà fondamentale. Entra in campo Cambria e pochi minuti dopo si inventa proprio lui la giocata che sbloccherà finalmente il risultato, manda a farfalle due difensori del comprensorio e batte Nastasi per il gol che vale l'1-0. Il Curcuraci in questa seconda frazione di gara riesce a passare in vantaggio dopo aver sprecato tantissimo, non è riuscito a tenere il muro difensivo del comprensorio che qui è crollato sotto l'attacco di Mario Cambria, che da neo entrato in campo regala la gioia del gol alla squadra di mister Foti. Mister De Gaetano allora prova anche lui a cambiare qualcosa, uscirà De Pasquale per far spazio a Rizzo, proveranno a rispondere in questo finale di gara quelli del comprensorio. Qui però il destro e centrale non può impensierire D'Amore. Il Curcuraci allora prova a chiuderla in avanti qui dall'out di sinistra e ancora uno splendido Nastasi, sicuramente il migliore in campo dei suoi a tenere il risultato sull'1-0. Altra occasione per gli ospiti, dall'altro lato il pallone messo in mezzo, il colpo di testa e la clamorosa occasione sprecata da Diamante che a due passi non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Ci riproveranno ancora qui anche con questi tentativi da fuori. D'Amore però non ha difficoltà a controllare la sfera, 3 minuti di recupero indicati dall'arbitro, però non succede più nulla, ricomincia a piovere fortemente e allora il direttore di gara fischia 3 volte, pone fine ai giochi e il Curcuraci che riesce a portare i 3 punti a casa festeggeranno loro questa sconfitta per i ragazzi di mister De Gaetano. Vi diamo appuntamento alla prossima.